Tutto pronto per l'inizio della gara con il Futsal Isola che schiera il quintetto composto da Scala, Mentasti, Marsiligno e il numero 12 e il numero 14 è Spindola, e in porta il numero 2 Lion. Tutto pronto con proprio i padroni di casa che gestiranno il primo possesso della gara, attaccando da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, mentre l'Acqua e Sapone in tenuta bianca attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Inizia ora la partita con Mentasti che gestisce il primo possesso, lo cede subito a Lion che tenta la battuta, subito impegnato Casassa, ancora il Futsal Isola che ha cercato di iniziare su ritmi altissimi la gara, subito a calciare con l'estremo difensore Lion, la maglia numero 2. Ora tenta subito la risposta all'attacco del Futsal Isola, l'Acqua e Sapone, con Brandi che la gira sulla sinistra. Ancora Brandi si fa vedere, non viene servito il numero 21 José Ruiz. Ora ancora Brandi attaccato e poi si porta la palla sull'esterno. In campo Lima con il numero 3, il numero 14 Brandi, il numero 20 Jonas e il numero 21 José Ruiz. Scola verso Espindola che allarga sulla destra, ancora Espindola, prova ad andare ancora da Mentasti che perde il possesso. Pallone verso José Ruiz, sulla sinistra, si fa vedere Brandi, viene servito Jonas, recupera subito palla e poi il fallo di José Ruiz che viene anche ammonito sul numero 19 Marsiligno, che si è fatto anche forse male. Ora vediamo se si rialza il numero 19, fatto sulla battuta il numero 14 Espindola. Vediamo se tenteranno uno schema sulla battuta. Espindola, Marsiligno e Scala con il numero 19 parte ora Espindola, va dritto in porta, l'ultimo a toccare è proprio José Ruiz, quindi sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore del Futsal Isola. Sulla battuta il numero 28 Scola, si fa vedere Espindola, viene servito o cercato di servire Marsiligno, ora tenta di ripartire l'Acqua e Sapone ma subito Scola recupera il pallone, lo gira con Marsiligno che la restituisce al numero 28 e grandissima la parata di Casassa. Sarà il secondo calcio d'angolo in questo minuto di gioco in favore del Futsal Isola che ha iniziato con il piede giusto. Per vedere Marsiligno, viene cercato di servire, ora Espindola tenta di girare, l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 14 in maglia nera, quindi si ripartirà da una rimessa in zona difensiva. Jonas sulla sinistra, ancora pallone verso José Ruiz che la gira, ora Brandi, torna indietro da Lima che la gira ancora per José Ruiz che cerca proprio Brandi che aveva fatto un movimento però ad avvicinarsi. Lima può ripartire il numero 3, la gira verso Brandi, può tentare di calciare e si fa trovare però pronto Lion. Si fa vedere anche l'Acqua e Sapone dalle parti della difesa del Futsal Isola. Ora un calcio d'angolo battuto ora da Lima verso José Ruiz, poi il tiro di prima tentato da Jonas che finisce direttamente in rimessa laterale però dopo una deviazione, quindi sarà un calcio di una rimessa laterale. Ora Jonas sulla sinistra per Lima, ancora per il numero 20 che può pensare di calciare, alla fine va con il destro con la palla che finisce sulla destra della porta difesa da Lion che ora andrà a rinvio. La partita inizierà su ritmi altissimi.
e Spindola cerca di andare in profondità alla ricerca di Mentasti. Lima ora sulla battuta. José Ruiz. Brandi tiene il pallone, viene attaccato da Espindola, cerca di resistere il numero 21 e subisce anche un fallo, anzi il numero 14. Il fallo del 14 sul numero 14. A tempo un cambio, anzi no, tra le fila dell'Acqua e Sapone. Sulla battuta andrà o José Ruiz oppure Brandi. Entrambi i giocatori dell'Acqua e Sapone stanno sulla battuta. Ora José Ruiz si defila, ma potrebbe comunque andare con il destro, tentando uno schema. Brandi verso José Ruiz che tenta di calciare, non si lascia superare nuovamente Lion. Sarà ancora calcio d'angolo, 2-2 i calcio d'angoli per parte. José Ruiz non ha lo spazio per effettuare il tiro. Restituiscono palla al numero 21 che la gira per Jonas e tenta di calciare, viene deviata direttamente in fallo laterale. Il tiro di Lima, ancora deviata, ancora rimessa laterale, ma in questa fase di gioco l'Acqua e Sapone Emergos sta tentando di attaccare con costanza, mantenendo il pallino del gioco proprio sulla metà campo difensiva del Futsal Isola. Pallone verso Lima e tenta ancora di calciare, può ripartire ora Scola che perde però qualche tempo di gioco ed è costretto a tornare indietro. E Spindola, si fa vedere Marceligno, preferisce andare da Mentasti che cerca Scola, recupera subito l'Acqua e Sapone, può andare con Jonas che finta il destro e poi arriva Marceligno a mettere in rimessa laterale. Ottimo l'intervento del numero 19 che ha impedito di mandare a calciare Jonas, che poi commette anche fallo, quindi si ripartirà da Lion che serve Spindola. Alza lo sguardo, va da Marceligno, si fa vedere Scola, prova a entrare in mezzo al campo il numero 19. Ora Mentasti ancora per Scola, va da Espindola che cerca di trattenere il possesso, viene marcato da Brandi, ancora Espindola, la gira verso Scola, si va a vedere Marceligno, cerca di superare Jonas che però si frappone e lo ferma molto bene, quindi può ripartire ora Lima verso José Ruiz, ancora per Jonas, non ha lo spazio per il tiro, la c'era José Ruiz che tenta di calciare, pallone può diventare buono per un probabile contropiede, si accontenta però della rimessa laterale Marceligno. Tempo 2 cambi tra le fila dell'Acqua e Sapone con l'entrata in campo del numero 11 De Oliveira e anche del numero 8 Murilo. Scola, pallone passa con Mentasti che cerca Scola, recupera Jonas, cerca di lanciare D'Oliveira, esce Lion, poi la fa sua e la tiene. Mentasti verso Marceligno che cerca di giocare e chiamare l'1-2 con Espindola che ha cercato di servire nuovamente proprio il numero 19, tentando di servirlo però con un lancio troppo lungo e non può arrivarci, quindi l'esterno. Ora Murilo verso Jonas che va in profondità, il fallo richiesto dai giocatori dell'Acqua e Sapone non accontentati, quindi Murilo viene fermato subito da Mentasti ma ottiene comunque una rimessa in zona offensiva. Lima, si fa vedere Murilo, poi serve centralmente D'Oliveira, recupera palla al Futsal Isola che può partire in contropiede con Marceligno che serve a Scola che cerca di cambiare lato verso Mentasti, capisce tutto Jonas, ora subito Spindola, cerca ancora Mentasti e poi Spindola il tiro e il gol del 1-0 quando sono passati 4 minuti dall'inizio dell'incontro. 1-0 per i padroni di casa, ha segnato Spindola. Nel miglior momento dell'Acqua e Sapone, il contropiede micidiale del Futsal Isola che riesce a passare in vantaggio. Tempo esce Scola ed entra Emmer con il numero 30. Anche Romano è entrato tra le file dell'Acqua e Sapone. Ora Murilo
cerca De Oliveira che la stoppa con il petto, poi viene fermato da Spindola senza fallo, si ripartirà però da calcio d'angolo. De Oliveira sulla battuta dello stesso, si fa vedere José Ruiz, pallone in mezzo, Emmer cerca di rilanciare con il pallone che finisce tra le braccia di Casassa. Fa ripartire ora l'acqua e sapone, si fa vedere José Ruiz, prova a salire, la gira verso Romano che la gioca con De Oliveira che finta il tiro con il destro, poi se la porta sul sinistro, ora lo esplode, il pallone finisce in calcio d'angolo con Jonas che esce e lascia il posto a Zanella. Proprio il pallone verso Zanella, recupera però Marcelinho che può partire ancora in contropiede, poi cerca di servire Mentasti, sbaglia però è la misura del passaggio anche grazie alla chiusura dell'acqua e sapone. Ora De Oliveira non viene servito da Romano, cambiano gioco sulla sinistra, ora De Oliveira, il gioco di Zanella che torna ancora da Jonas, anzi da José Ruiz che cerca di calciare dalla distanza. Tempo esce Mentasti, al posto suo entra il numero 7 Arteiro ed entra anche il capitano con il numero 8 Arribas al posto di Espindola, autore del gol del momentaneo vantaggio. Subito il fallo di José Ruiz, già ammonito, ricordiamo. Sulla battuta per ora tutti i giocatori dell'Acqua e Sapone, anzi del Futsal Isola, scusate, con Arribas che voleva lasciare spazio ad Espindola ma l'allenatore l'ha lasciato in campo. Marcelinho, parte il numero 19 che va dritto in porta, non trattiene Casassa, poi non riesce a calciare Arribas e devono rilanciare i giocatori dell'Acqua e Sapone che però stanno in difficoltà. L'ultimo a toccare, secondo il direttore di gara, è stato un giocatore in maglia nera, quindi si riparte dalla rimessa in favore dell'Acqua e Sapone. Romano sulla sinistra, serve Zanella che si accentra, poi va da José Ruiz, ancora per Romano, ancora José Ruiz sulla sinistra per De Oliveira che non ha lo spazio per tentare la giocata, quindi torna indietro ma si è portato il pallone fuori, o forse ha fatto fallo José Ruiz. È così il numero 21 che commette il terzo fallo della gara quando mancano ancora 14 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo. Ricordiamo che dopo 5 falli scatterà il tiro libero ad ogni fallo. Lion cerca di lanciare, capisce tutta la retroguardia dell'Acqua e Sapone, poi Arteiro, ancora Arteiro, Marcelinho e il fallo, il quarto fallo questa volta di De Oliveira e ora diventa complicata la situazione falli tra le fila dell'Acqua e Sapone che hanno commesso già 4 falli nei primi 6 minuti di gioco. Potrebbe essere una situazione molto interessante per i padroni di casa che tenteranno di portare a casa più falli possibile d'ora in poi. Arteiro, ancora Arteiro, va in profondità da Arribas che tiene palla, poi torna da Arteiro che la gira sulla sinistra per Marcelinho, si fa vedere ancora Arribas lasciando il corridoio centrale da Marcelinho. Ora Arteiro in qualche modo tiene palla, poi la perde con il numero 11 De Oliveira che tenta di calciare, ottima la risposta di Lion, può ripartire subito Marcelinho, ancora il numero 19 non trova lo spazio per il tiro e ora Arteiro calcia direttamente sulle gambe del giocatore dell'Acqua e Sapone. Pallone verso Lion che ha tentato di calciare dalla lunghissima distanza. Il time out è chiamato dal Futsal Isola, anzi dall'Acqua e Sapone Emegros. È tutto pronto per la ripresa dell'incontro dopo il time out chiamato dall'Acqua e Sapone Emegros. Ne hanno approfittato i giocatori del Futsal Isola per effettuare un cambio. È entrato Espindola al posto di Marcelinho. Ora Zanella sull'alto di destra, il numero 9 cerca di superare il diretto avversario,
Emmer che con un intervento duro ma non falloso riesce a mettere in calcio d'angolo. Sulla battuta proprio Zanella, ancora Zanella, va da Romano, D'Oliveira ancora per Zanella, cercano di velocizzare le operazioni i giocatori del Acqua e Sapone. Lima, ancora Lima, verso Zanella che vuole superare Arteiro, cambia poi lato, va da Romano che tenta la profondità verso D'Oliveira, interviene subito Emmer con l'aiuto anche di Arteiro e riescono a stoppare l'attacco dell'Acqua e Sapone. Zanella finta di andare sul sinistro, poi sul destro e Arteiro ancora con un intervento duro ma ancora con un intervento regolare riesce a mettere la palla in out. Pallone in mezzo, era uno schema, capisce tutto la retroguardia del Futsal Isola e impedisce anche qualsiasi sorta di tap-in. Zanella sulla fascia sinistra verso Romano, si fa vedere Lima, viene servito il numero 3 che va da Zanella che la lascia ancora a Lima che tenta di calciare ma si frappone e Spindola. Tempo rientra Mentassi al posto di Arribas. Romano con il tacco, ora Zanella che va da Oliveira, ancora verso Zanella che cambia per Romano con il pallone di ritorno verso Zanella, ora Lima verso Da Oliveira, serve Zanella, azione prolungata dell'Acqua e Sapone. Romano verso Lima, ora Zanella, non riescono a trovare lo spazio per il tiro, prova ora Romano, pallone deviato, capisce tutto Lion, cerca di rilanciare subito in profondità Arteiro che tiene il possesso, poi torna indietro da Spindola che apre sulla destra, pallone verso Arteiro che tenta di calciare, ottima opportunità e la parata di Casassa. Quando parte in contropiede il Futsal Isola fa paura e mette sempre in difficoltà l'Acqua e Sapone. Pallone verso Lion, si libera lo spazio per effettuare la conclusione che finisce però al lato. Quando siamo quasi arrivati alla metà del primo tempo, ricordiamo il punteggio di 1-0 per il Futsal Isola. Jonas sulla sinistra verso Oliveira, ancora Jonas verso Lima, si fa vedere sempre Oliveira, viene fermato questa volta con un fallo da Spindola. Sulla battuta proprio il numero 20 Jonas insieme a Lima, con Jonas che si defila e quindi solo Lima sulla battuta. Parte Lima, va dritto a cercare la conclusione, si lamenta per una possibile deviazione non ravvisata dal direttore di gara. Lion cerca di lanciare verso Mentasti, capisce tutto, però la retroguardia dell'Acqua e Sapone che ora tenta anche di riportarsi in attacco. Onas anticipa tutto Scola, poi è costretto a uscire anche Casassa che mette direttamente in out. Sono intimoriti dai contropiedi del Futsal Isola i giocatori dell'Acqua e Sapone, con Casassa che ne ha dato la dimostrazione con questo rilancio affrettato direttamente a spazzare, anche se poteva forse gestire meglio il possesso, ma vista la potenzialità dei contropiedi del Futsal Isola probabilmente ha fatto la scelta più logica. Ora Spindola trova lo spazio per il tiro e l'ottima risposta di Casassa che nega il 2-0 la doppietta personale.
frattempo esce Emmer ed entra al suo posto il numero 19 Marcelinho, che va proprio lui ad incaricarsi della battuta di questo calcio d'angolo, con al centro solo Mentasti. Parte Marcelinho verso Spindola, ancora per Marcelinho, in qualche modo riesce a passare, gira per Mentasti, l'ottima risposta ancora di Casas, pallone ancora buono per Scola, che torna indietro, va da Spindola, ancora il passaggio verso Scola che ambisce tutto Lima e può fare ripartire i suoi, pallone verso Jonas, può tentare lo spazio per il tiro, l'effetto ora finisce però al lato. Una partita emozionante. Scola chiama ancora il pallone Scola che finta il destro, poi se la porta fuori, ma l'ultimo a toccare è stato Jonas. Marcelinho ad impostare l'azione offensiva, ancora il numero 19 attaccato da Lima, quindi torna indietro, va da Lion che sale molto il numero 2 Scola verso Spindola, ancora Marcelinho la gira sulla sinistra, anzi ora Marcelinho, prima era Mentasti, Scola verso Spindola che torna da Marcelinho, supera molto bene Zanella, ancora Marcelinho cerca di andare in un'azione personale, poi la mette in mezzo, ma il pallone se l'era portato fuori. Abbiamo superato da 15 secondi la metà di questo primo tempo, punteggio di 1-0 per il Futsal Isola. Ora cerca di andare da solo il numero 14 Brandi, recupera l'altro numero 14 in campo, ovvero Spindola, poi l'ultimo a toccare però è stato Mentasti, quindi il possesso sarà ancora per l'Acqua e Sapone. Brandi se la porta avanti, poi torna da Zanella che apre sulla sinistra, recupera tutto Scola, può far partire l'azione di contropiede, ma poi rinviene Lima e mette in out. Scola, il fallo di Spindola. Murilo sulla battuta. Parte Murilo, la apre sulla sinistra, il pallone è buono dentro per Brandi, ancora Murilo che può andare al tiro e c'è il gol del 1-1 di Murilo quando mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, rimette tutto in parità l'Acqua e Sapone Emmegros. È un'azione partita da calcio di punizione, sono riusciti a rimettere in parità il risultato. Mentasti con il time out chiamato dal Futsal Isola. Tutto pronto per la ripresa del gioco dopo il time out chiamato in seguito al gol del pareggio dell'Acqua e Sapone Emmegros. Ci troviamo ora sull'1-1 quando mancano 9 minuti e 5 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Ora Mentasti verso Lion, se la porta in avanti può pensare di calciare, va con il destro, con il pallone che finisce direttamente in out. Onas sulla sinistra, ancora Onas, allarga per Murillo, autore del gol del pareggio, gioca con Lima che va ancora da Brandi, tenta di tenere il possesso, poi si rifugia da Onas che va sulla sinistra per Murillo che supera il primo avversario, ma poi si porta la palla in out e quindi si ripartirà da una rimessa in zona difensiva per il Futsal Isola. Lion gira sulla sinistra verso Marcelinho,
Ora Mentasti che cerca di cambiare gioco per Scola, pallone ancora buono proprio per Marcelinho, recupera però un ottimo Lima. Ora Murilo, ancora per il numero 3 che va sempre da Murilo. Murilo sulla destra, sulla sinistra verso Onas. Lima per Murilo, ancora Murilo con il tacco per Onas, allarga sulla sinistra, capisce tutto Marcelinho, prova ad andare da solo, anzi è Emmer che si porta però la palla in out. È pronto a rientrare José Ruiz e anche il numero 9 Zanella. Ora Murillo verso José Ruiz per Zanella, i due neoentrati. Onas, Zanella, Onas, Murillo cerca di servire Zanella, intercetta Emmer, poi non si capisce come Mentasti, può andare ancora Murillo e subisce il fallo e l'ammonizione per Mentasti. Entrambe le formazioni hanno già commesso 4 falli ciascuna. Quando mancano 7 minuti e 16 secondi alla fine del primo tempo regolamentare. Al tempo rientra De Oliveira al posto di José Ruiz, probabilmente solo per questo calcio di punizione. Parte Murillo, gioca con Onas che tenta di calciare e si fa trovare pronto Lion. Zanella. Vedete De Oliveira tenta di andare per vie centrali con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e poi si spenge sul fondo dalla parte opposta. Anzi, al lato, non sul fondo. Marcelinho sulla battuta, pallone per Mentasti, aggredito subito da Murillo, la gioca con Marcelinho, ora è Spindola, ancora Marcelinho che va da Lion, se la porta in avanti, poi serve a Ribas. Marcelinho per Arribas, attaccato da José Ruiz, perde il pallone il capitano del Futsal Isola, poi José Ruiz non riesce a servire Onas che era completamente solo, poteva trarre un'ottima opportunità. E Spindola verso Lion, ha attaccato, poi la restituisce a Spindola che è costretto ad un rilancio affrettato che finisce direttamente sull'out di sinistra. José Ruiz per Onas, Zanella vuole prendersi il centro del campo per tentare il mancino, riesce anche a farlo ma lo vede infrangersi sulla barriera difensiva. Ora José Ruiz finta il destro, poi la cede ancora Zanella che allarga sulla sinistra per De Oliveira, la restituisce ancora José Ruiz. Ora Onas con Conto Arteiro vuole superarlo, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, poi con il tacco cerca di servire Zanella, il pallone però finisce in out. Dopo un ottimo inizio il Futsal Isola si è abbassato molto con i continui attacchi dell'Acqua e Sapone, proprio su uno di questi è arrivato il contropiede del gol e attenzione ora a Ribas, contropiede del gol e poi dopo il gol del vantaggio ancora l'Acqua e Sapone a dominare il possesso palla ed è riuscito a trovare su uno sviluppo di un calcio di punizione il gol del pareggio. Onas tenta la battuta, molto bene Lion che poi però se la lascia sfuggire, ancora Lion, ottimo intervento. Onas sulla sinistra con Zanella che chiama i suoi compagni a salire, non viene però accontentato, quindi poi va da De Oliveira, la cede per Onas.
tenta di calciare direttamente su Espindola. Un po' un'incomprensione con una campana che è suonata, non aveva capito cosa era successo e quindi ora concede una palla contesa con Artero che la restituisce all'Acquestapone, che manteneva il possesso quando è stato fermato il gioco. José Ruiz verso Zanella che allarga per Honas, ora ancora il pallone per il numero 9 che può andare per vie centrali, poi allarga sulla destra dove D'Oliveira riesce a tenerla in campo, vuole girarsi, torna da Honas che non ha lo spazio per il tiro, prova a crearselo e lo effettua con il pallone che finisce però alto e senza deviazioni. Marcelinho cerca di tenere il pallone, si vuole girare, c'è anche Spindola al centro, prova ad andare da solo e poi ottiene un calcio d'angolo. Sì, è calcio d'angolo per il Futsal Isola, del quale se ne occuperà il numero 17 Arteiro, che va a cercare Marcelinho che tenta di calciare al volo con la palla che si spinge però sul fondo, non creando nessun pericolo. Honas va da Romano, D'Oliveira lo lascia ancora a Romano che poi va a cercare José Ruiz, ma il pallone finisce in out. Sulla battuta Scola quando mancano 4 minuti e 32 secondi alla fine del primo tempo. Scola verso Artero, ancora il numero 28 che la lascia a Marcelinho. Scola va per via centrale a cercare ancora Artero, rinviene però Romano che torna indietro dal suo portiere, il numero 17 Casassa. Honas, D'Oliveira per Honas che tenta di calciare con il pallone che finisce però alto sopra la traversa della porta difesa da Lion. Tempo rientra Brandi al posto di Zanella, se non vedo male. Il lancio di Lion in profondità con il giocatore del Futsal Isola, in questo caso Marcelinho, che se la porta, che ottiene una rimessa della quale se ne occupa Scola con Marcelinho che tenta di calciare, il pallone finisce alto e senza deviazioni. Casassa cerca di lanciare verso Brandi che riesce a stoppare e a calciare, il pallone non era già uscito, quindi l'intervento di Lion è decisivo e concede però un calcio d'angolo. Sulla battuta il numero 21 José Ruiz. Sta a vedere Romano, viene servito, tenta di calciare e c'è il gol del sorpasso firmato da Brandi sull'ottima conclusione di Romano. 2-1 per l'Acquestapone Emergros che riesce a ribaltare prima della fine del primo tempo. Entrambi i gol dell'Acquestapone sono avvenuti su situazioni di palla inattiva, paradossale visto che hanno mantenuto il possesso per la maggior parte della partita. Ora il tiro di Lion deviato può diventare pericoloso, se la cava Casassa e poi va al rilancio il difensore, ancora Lion. Che ha tenuto il pallone per più secondi di quelli consentiti e quindi il possesso passa all'Acquestapone Emergros che ora è in vantaggio. Quando mancano 3 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo. Lima per José Ruiz, la chiama Brandi, viene servito il numero 14 che la gira per Lima, ora José Ruiz. Romano per Brandi, ancora Romano con Lima che torna dal suo portiere. Romano
per José Ruiz. Si fa vedere Lima, viene servito, ancora Lima, torna da Brandi, Lima verso José Ruiz, interviene Artero, mette il pallone direttamente in out. Ora cercano di gestire il pallone i giocatori ospiti senza concedere ripartenze, quindi con un po' di tranquillità, cercando di smorzare i ritmi di gara. Lima sulla sinistra, pallone in profondità, non è stato fischiato nessun fallo, può ripartire Marcelinho che va a calciare Casassa in due tempi. Può andare Lima, gira sulla sinistra dove è presente José Ruiz, ora Romano verso Lima per Brandi che la lascia a José Ruiz, ancora il numero 21 verso Romano, ora Brandi, anzi ora Lima verso Brandi che supera il primo avversario, si porta sul fondo, non trova lo spazio per effettuare il cross e l'ultimo a toccare è stato però un giocatore del Futsal Isola e quindi calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone Emergros. Sulla battuta Lima verso José Ruiz, Brandi ancora per José Ruiz, per Lima, Romano chiama un movimento sulla destra, poi va verso l'out di sinistra con Scola che trattiene José Ruiz in modo legale naturalmente. Brandi non è stato fischiato il fallo richiesto dai giocatori dell'Acqua e Sapone Emergros, che però mantiene il possesso con il Romano che finta di andare sul destro, poi va sul sinistro. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Futsal Isola, precisamente Marcelinho. Quindi quando mancano 1 minuto e 31 secondi si tratterà di una rimessa sull'out di sinistra in zona offensiva per l'Acqua e Sapone. Romano verso Lima, José Ruiz chiama i compagni a salire, poi la gira per il Romano che la lascia ancora a Lima, ora Brandi verso José Ruiz con Marcelinho che riesce a recuperare un pallone, un gioco di gambe, se la porta sul destro, ora Scola e ancora Casassa ad evitare il gol del pareggio, poi Marcelinho e il tocco di Brandi senza il fallo di mano. Non è stato fischiato, anzi sì, è stato fischiato una rimessa laterale, non un fallo, quindi si ripartirà solo con una rimessa laterale. Il tiro finisce però sull'esterno, tentato da Spindola. Murilo. José Ruiz, ancora José Ruiz, va da Murilo, mancano 40 secondi alla fine del primo tempo. Murilo, il pallone che è uscito. Lion va al tiro, però non può diventare buono per Scola. Ora è Spindola, la gira per Artero che cerca di calciare ma riesce a bloccare, anzi a respingere Casassa. La rimessa è ancora per
il Futsal Isola, mancano 14 secondi. Lion va ora al passaggio, la palla messa in mezzo e poi gol di Arteira quando mancano 8 secondi alla fine del primo tempo. Il numero 17 trova il gol del pareggio per il Futsal Isola, 2-2 proprio allo scadere del primo tempo. Tutto in parità quando mancano 7 secondi. Vediamo se tenteranno un ultimo tiro. Lo hanno tentato e sarà proprio calcio d'angolo, quindi un'ultima opportunità per questo bellissimo primo tempo che per ora ci ha già regalato 4 gol. Pallone verso Murillo, tenta di calciare, Marceligno ci mette il corpo e poi scola verso l'out, ma Marceligno è stato colpito dove fa più male. Si sta ora rialzando Marceligno, che comunque non dovrebbe avere problemi a proseguire la gara. Ha preso solo un colpo, anche se forte, immaginiamo, nelle parti basse. Però non dovrebbe avere problemi a proseguire la gara nel secondo tempo, visto che il primo è proprio agli sgoccioli. Pallone sull'esterno e c'è il gol del 3-2. Il gol del 3-2 che è stato convalidato, ha segnato prima del scadere del tempo regolamentare. 3-2 per l'Acqua e Sapone Emmegros. Sono le proteste in atto per il gol concesso a questa Sapone Emmegros, che secondo i giocatori del Futsal Isola è stato segnato in extremis quando non c'era più tempo, quindi 3-2 per l'Acqua e Sapone Emmegros proprio alla fine del primo tempo. Inizia ora il secondo tempo con l'Acqua e Sapone che gestisce il primo possesso di questa seconda frazione di gara. Lima va ad Honas, ancora Lima, la gira verso Honas che trova lo spazio per effettuare la sua conclusione di destro e poi Lion con un brivido riesce comunque a tenere il possesso e poi riesce a servire molto bene Ventasti. Si lamentano per un fallo, può ripartire ora Lima che cerca di cambiare lato, può prendere ora il pallone Scola, se la porta sull'esterno di sinistro, non riesce a trovare lo spazio per il tiro grazie all'intervento di Murillo che concede però un calcio d'angolo. Ricordiamo il punteggio di 3-2 maturato proprio allo scadere dell'ultimo secondo di gioco per l'Acqua e Sapone. E Spindola verso Marceligno, riesce a recuperare palla Murillo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Futsal Isola, quindi Murillo verso Honas, viene servito Lima che la lascia ancora al numero 20. Murillo verso De Oliveira,
Lima per Jonas, ancora verso Lima, si fa vedere sempre il numero 20, in qualche modo cerca di passare Murillo, ma si porta però il pallone sull'esterno. Scola va alla ricerca di Espindola, che prova a girarsi e viene atterrato. Sulla battuta Scola, Marceligno ed Espindola. Ora Espindola va verso l'area di rigore, quindi solo Scola e Marceligno sulla battuta. Parte Scola verso Marceligno, se la porta sull'esterno, però finisce il campo, quindi torna da Scola per Espindola, viene fermato ma la riottiene ancora Marceligno, poi cerca Scola di calciare, esce molto bene Casassa. Espindola verso Scola, ancora Espindola verso Mentasti che torna da Lion, va in profondità alla ricerca di Marceligno, quindi il pallone che è leggermente troppo largo e non può arrivarci, quindi il numero 19. Tempo, esce Murillo e rientra José Ruiz. Jonas. Prova ad andare ancora Jonas. Lima torna da José Ruiz, ancora Lima che va da Jonas, che duetta ancora con Lima, che torna sempre da Jonas, che finta di calciare con il sinistro, poi effettua un tiro con il destro, non si fa superare, però Lion può ripartire ora il Futsal Isola. Scola, ancora Scola verso Marceligno che la lascia a Mentasti che calcia però alto. Tempo rientra Emmer tra le fila del Futsal Isola. Lima prova a servire in profondità, Jonas lo serve molto bene, il tiro di Jonas che finisce però alto. Lion verso Emmer che gioca con Marceligno, ora il tiro da lontanissimo tentato da Espindola, tentare di superare Casassa, poi Espindola comunque un grande intervento difensivo che concede un calcio d'angolo. José Ruiz, pallone passa, poi torna al numero 21. D'Olivera riesce a tenerla sull'aggressione di Espindola. Ora Lima verso José Ruiz, ancora Lima. Va da Jonas. Ancora il numero 20. Lima verso Jonas. Non lo vanno a prendere, quindi può giocare con tranquillità il numero 20, riesce a servire José Ruiz, poi il pallone per D'Olivera che tenta di calciare, poi cerca il tap-in sotto porta Jonas, non riesce però nell'intento, il pallone verso Arteiro, riesce a recuperare subito l'acqua e sapone sulla sinistra verso Jonas, poi José Ruiz cerca di calciare ma prende completamente Emmer. Il possesso resta comunque tra le fila della squadra ospite.
Pallone in mezzo per D'Oliveira che si gira e trova un grandissimo gol, il gol del 4-2 per l'Acqua e Sapone Emergross. La partita ora rischia di prendere una direzione ben precisa con l'Acqua e Sapone Emergross che conduce ora con 2 reti di scarto per la mole di gioco prodotta. Forse sono anche veritiere, comunque il Futsal Isola sta subendo psicologicamente il gol del 3-2 subito proprio allo scadere della campana, un gol per il quale hanno protestato molto i giocatori e l'allenatore del Futsal Isola, ma che i direttori di gara hanno deciso di assegnare all'Acqua e Sapone. Ora il lancio con Abyss che commette fallo, anzi no, Arribas, non Abyss naturalmente. Quindi si ripartirà da una rimessa in zona difensiva per il Futsal Isola. Mentasti verso Emmer che preferisce tornare dal numero 5. Ora Arteiro verso Arribas, il capitano del Futsal Isola. Vediamo se riuscirà a dare una scossa ai suoi compagni. La trattiene molto bene Casassa, poi rilancia verso Zanella. Il tacco di Lima verso Murilo. Romano, ancora Romano. Il passaggio in profondità molto intelligente, non riesce però a passare per l'ottima interdizione difensiva dei giocatori del Futsal Isola. Ora provano ad impostare un'azione offensiva, devono trovare il gol il prima possibile i giocatori della squadra di casa per provare a tentare una rimonta che a questo punto può sembrare difficile per soprattutto l'aspetto psicologico. Il 3-2 subito alla fine del primo tempo e ora il 4-2 subito a inizio del secondo tempo. Romano sulla destra, ancora Romano, ma il fallo subito da Zanella. In questo momento riesce a gestire molto bene il possesso del pallone la squadra ospite e non concede neanche dei contropiedi, con Zanella ora sul punto di battuta di questo calcio di punizione, con Lima che si può far vedere per tentare una conclusione. Parte Zanella verso Lima che finta il tiro, poi l'effetto Romano con la palla che si incastra sopra la porta difesa da Lion, proprio precisa sulla grata. Ora Lion va a rilancio verso Scola che però è da solo contro 4 giocatori dell'Acqua e Sapone, è costretto ad arrangiarsi e comunque riesce a ottenere un'ottima rimessa laterale in proprio favore. Marceligno, ancora il numero 19 che ha giocato con Lion, ora si complica un po' la vita, è costretto ad andare sull'esterno, riesce ancora a ottenere il possesso il numero 19 che poi lo deve cedere all'Acqua e Sapone. Pallone verso Romano che cerca di calciare, ma la grande risposta di Lion mantiene la distanza di 2 reti. Sono passati 13 minuti, 7 minuti sono passati dall'inizio del secondo tempo. Ora è di 4-2. Non è verso Brandi che trova la coordinazione, ma trova anche un ottimo Lion. Romano cerca di calciare, ancora Murato
poi recupera Brandi, ma lo fa con una gamba tesa. Emmer verso Marcelinho, ancora Emmer, la gira per Arteiro, per Emmer, ancora Arteiro, riescono ad uscire dalla propria metà campo i giocatori in maglia nera che perdono il possesso verso Zanella. Marcelinho recupera in extremis, poi cerca di servire Arteiro, la scivolata provvidenziale di Romano che rientra sul destro e ora lo effettua, ancora Lion, grande risposta dell'estremo difensore del Futsal Isola. Lion sta tenendo in partita il Futsal Isola, ancora un miracolo di Lion, quindi Scola che viene fermato forse con un fallo, non viene però ravvisato dai direttori di gara, e poi il tiro di Brandi che finisce direttamente in out. Deve trovare la giusta scossa il Futsal Isola che con un gol potrebbe rimettere tutto in gioco. Per ora un grande Lion sta mantenendo il punteggio con soli 2 gol di scarto. Si è reso partecipe di 2 grandissime parate negli ultimi minuti. Ora Lion ad impostare. Cerca di servire Arteiro. Pallone leggermente troppo lungo, non può arrivarci il numero 17. Comunque non è Lion che deve impostare. Ora Romano recupera per un attimo Scola, poi il pallone finisce a Romano che riesce a restare in piedi, lo serve a Brandi. Ora Zanella finta di andare sull'esterno sinistro, poi va a servire Romano, anzi va a servire Zanella con il pallone che finisce direttamente in out. E Spindola, Scola attaccato con un fallo. Sulla battuta Scola ed Spindola con Mentasti, unico giocatore del Futsal Isola in area di rigore dell'Acquesapone Emergros. Parte Spindola direttamente a tentare di calciare in porta. Quindi il pallone che finisce però alto. Lima. Ora Jonas che tenta di lanciare proprio Lima. Pallone troppo lungo. Lion che in extremis riesce a trovare Marcelinho. Il fallo su Marcelinho. Nel frattempo entra Emmer per questo calcio di punizione. Marcelinho tenta il destro, bella risposta di Casassa. Rientra Mentassi al posto di Emmer. Marcelinho, pallone verso Mentasti che la gira per Scola, era una buona idea, non arriva però il numero 28. Il tempo esce Murilo e dal suo posto rientra il numero 21 José Ruiz. Jonas verso Casassa, sta a vedere D'Olivera, Casassa va a cercare Jonas e poi il tiro, ma a gioco fermo per l'infortunio di Lion che è caduto in malo modo.
Jonas, Lima verso José Ruiz, ancora per Jonas, José Ruiz duetta con il numero 20, Lima verso José Ruiz, D'Oliveira ancora per José Ruiz, Lima tenta di andare in profondità, Marcelinho riesce per un attimo ad evitarlo, poi Lima con il tacco verso Casas che va a rilancio per Jonas, interviene però Scola, l'ultimo a toccare è un giocatore dell'Acqua e Sapone, tempo un time out. Riprende ora la partita dopo il time out chiamato dal Futsal Isola. Ora Scola va in profondità, il pallone messo in mezzo da Arteiro, non riesce a trovare nessun compagno ma comunque trova una deviazione. Marcelinho con il tacco verso Lion, ora Casassa e Lion che lascia uscire. Scola, D'Oliveira, Lima sulla destra, il tacco di Jonas, ora José Ruiz, D'Oliveira che trova lo spazio per calciare, non riesce però ad inquadrare la porta. Il lancio di Lion a cercare Arteiro, riesce ad intervenire di testa Lima, ora Jonas che riesce ad ottenere il massimo, ovvero una rimessa in proprio favore quando abbiamo appena superato la metà della seconda frazione di gara. Il punteggio è di 4-2 per l'Acqua e Sapone Emergros. Lima verso Jonas, ora José Ruiz, D'Oliveira riesce a recuperare Spindola, poi va a calciare, grande risposta di Casassa che evita il gol di Spindola. Hanno avuto l'opportunità per trovare il gol che avrebbe accorciato le distanze, ma grande la risposta di Casassa. Ora Lion va a cercare Arteiro che non trova la porta, un'altra grande opportunità, fosse entrato almeno uno dei due tiri staremmo parlando di una partita completamente riaperta. Scola verso Lion, ora in proiezione offensiva il portiere del Futsal Isola, ancora Lion che tenta di calciare e José Ruiz mette in rimessa. Lion sbaglia il rinvio, può ripartire ora Lima, Lion però si fa trovare pronto tra i pali. Tempo rientra e Spindola al posto di Emmer. José Ruiz riesce a servire Casassa. Ora De Oliveira che va a trovare José Ruiz. Ora Jonas restituisce a José Ruiz che la mette in mezzo per De Oliveira, un'azione fantastica dell'Acqua e Sapone Emergros. Il pallone è leggermente troppo alto per De Oliveira e anche leggermente arretrato. Lion verso Scola, ora Emer, anzi Arteiro, prova a ripartire l'Acqua e Sapone, pallone messo verso Jonas che tenta di rimetterlo in mezzo, capisce tutto Marcelinho, prova ad andare da solo il numero 19 che
resiste a 2 interventi degli avversari, poi va da Arteiro, ora ancora Marcelinho. Lion che va da Marcelinho, non se la sente di calciare la palla, messa in mezzo e non arriva Arteiro. Nel tempo rientra e Spindola al posto di Marcelinho. Lima. De Oliveira, Arteiro, sì. Si fa vedere Lima, viene servito Jonas. Prova a recuperare Arteiro sul pallone giocato da Murilo. Ora molto bene e Spindola. Quando mancano 7 minuti e 18 secondi alla fine dell'incontro. Pallone verso Casassa, che va da De Oliveira, che cerca un esterno per servire Jonas. Non si è inteso con il compagno, ora è Spindola, prova a girarla verso la porta, non si fida il giocatore dell'Acqua e Sapone Emegos, che in questo caso è De Oliveira, perché pensava che l'ultimo tocco era di un giocatore in maglia bianca. Scola verso Lion, il pallone è troppo largo, interviene Marcelinho, poi Scola che ottiene il massimo. Scola verso Lion. Marcelinho la tiene in campo Emer. Lion per Scola che scivola e concede una grande occasione a Jonas, che prende però il palo. Ottima occasione per l'Acqua e Sapone Emegos per chiudere la partita. E Spindola cerca di girarsi e poi calcia, non trova però la giusta coordinazione. È riuscito comunque a calciare mentre stava scivolando. Lima sulla destra, ancora Lima, Jonas, Romano. Chiama l'1-2 a Murilo, interviene Arteiro che allarga sulla destra verso Spindola che rimette in mezzo e poi scola il miracolo di Casassa. Esce Lion, non lo fa però male. Jonas, ancora Jonas, non riesce a chiudere la partita. Grande intervento difensivo. Adesso la partita è bellissima con Spindola che cerca di calciare e Lima che strozza la conclusione. Ora Lima cerca di calciare un'altra volta la traversa. Pallone verso Jonas, che non riesce a calciare nel migliore dei modi.
Lion verso Scola, ora Arteiro, va da Emmer, ancora Emmer, gira per Arteiro, Scola, va direttamente in out. José Ruiz, Romano, Marcelinho, ancora Marcelinho, sempre il numero 19 che la mette in mezzo per Arteiro, che non riesce a trovare la porta. Murillo, per un attimo Brandi, Lion verso Marcelinho, ora Lion che cerca di calciare, il pallone buono per Marcelinho, non riesce a superare Casazza. Il controfallo e la rimessa che passa al Futsal Isola. Scola cambia gioco verso Emer che sbaglia tutto e Lion deve correre in porta. José Ruiz verso Jonas, sale Murillo, Casassa, va ancora da Murillo, ora Jonas che fallisce il 5-2. Pallone verso Spindola che serve Emer che calcia, sarà calcio d'angolo. Pallone verso Lion, ora Marcelinho che calcia, il pallone deviato, calcio d'angolo. Chiama Marcelinho, viene ora servito, torna da Lion che si prepara per calciare e poi il tiro che finisce di poco a lato. Arteiro cambia verso Marcelinho, Lion gira per Emer, ancora Lion che finta il tiro, serve Spindola e poi non riesce a segnare Marcelinho. E Spindola che concede un calcio d'angolo. Romano verso Murillo, Lima di prima, ancora per Romano. E grande intervento di Lion. Lima sta tentando di gestire il possesso, l'acqua e sapone che però sbaglia, quindi recupera Spindola. Ancora il numero 14, la gira verso Arteiro che serve Emer, ora Marcelinho,
Lion, ancora per Marceligno. Lion che trova lo spazio per il tiro, Marceligno si lamenta per un possibile intervento del calcio di rigore, non ravvisato dal direttore di gara, la palla che esce. Medicazione in atto per Casassa che si rialza, sembra poter continuare lui per questi 2 minuti e 28 secondi finali di questa avvincente partita. Pronto Casassa che va al rinvio con un brivido e Spindola. Concede un calcio d'angolo. Murillo sulla battuta. Pallone verso Jonas che prende tutto il tempo che ha a disposizione. Ora Lima attaccato da Arteiro, si mette in difficoltà Lima, l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 3. Chiedevano una deviazione di Arteiro non ravvisata dai direttori di gara. Emer verso Lion che va da Spindola che calcia. Lima alza la sfera e va a rilancio. Lion la fa sua, va da Spindola, ancora il 14. Lion verso Marceligno. Lion ancora per Spindola. Emer verso Lion, la gira per Arteiro, ancora Lion, azione prolungata del Futsal Isola. Tenta di girarsi e Spindola e poi ha calciato Arteiro non trovando però la porta. La chiama Lion, la mette però direttamente in out. Una buona rimessa che permette di gestire la gara all'acqua e sapone Emergross, che ora gestisce un vitale possesso per far passare qualche secondo. Recupera molto bene Spindola che poi subisce anche un fallo con successiva ammonizione. Sulla battuta il numero 14 e Spindola, parte Spindola, va da Lion, Marceligno, mancano 54 secondi, Lion finta il tiro, va da Spindola che la mette in mezzo e poi Arteiro non trova il gol. Mancano ora 46 secondi. Lion deve velocizzare le azioni
con Emer che rinvia proprio su Murilo, perdendo però secondi preziosi. Ancora Emer, pressato da Murilo, deve metterla in mezzo, deve andare in profondità, subisce il quinto fallo. Serve un miracolo al Futsal Isola, un gol proprio adesso servirebbe. Chiama lo schema Lion, serve Marcelinho che va dritto in porta, la parata di Casassa. E Spindola allarga con il pallone che è però uscito. Ora 20 secondi e il possesso per l'Acqua e Sapone Emergros. Subito Lion, il tempo scorre, ormai è quasi finita. Riesce a passare Marcelinho, la mette in mezzo e poi Emer non riesce a trovare la porta. E ora è davvero finita. 6 secondi che ora gestiscono così i giocatori dell'Acqua e Sapone Emergros, che portano a casa 3 punti importantissimi. Grande comunque la prova del Futsal Isola, che è riuscito a mantenere il punteggio, è riuscita comunque a restare lì, e la vittoria dell'Acqua e Sapone per 4-2. Tre punti importanti per l'Acqua e Sapone Emergros, comunque una buona prova del Futsal Isola, che forse avrebbe meritato maggiore fortuna. Partita che finisce 4-2.